Buongiorno. Buongiorno, hai prenotato la visita? Sì. Mostrami il biglietto. Ok, per entrare bisogna misurare la temperatura avvicinati al sensore. Cos'è Villa delle Ginestre? Alle falde del Vesuvio, in una splendida posizione panoramica, dominata da un lato dalla potenza del vulcano e dall'altro dal Golfo di Napoli, sorge Villa delle Ginestre che ospitò Giacomo Leopardi negli ultimi anni di vita. La villa venne edificata sul finire del Seicento dal canonico Signori, che la destinò a residenza estiva ospitandovi spesso personalità di rilievo della cultura napoletana. In seguito la residenza venne ereditata dalla Ferrigni. Giuseppe Ferrigni, amico intimo di Leopardi. Ferrigni mise a disposizione del Leopardi la dimora, che avrebbe offerto nella mitezza e nel clima conforto alla sua gradevole salute. Il nome attuale della villa rimanda ad una delle due liriche composte dal poeta in questa residenza, la Ginestra. La proprietà della villa è dal 1962 dell'Università Federico II di Napoli. Seguimi. Giacomo Leopardi fu un poeta italiano. Nacque a Recanati